Eccoci qua amici, ben ritrovati, siamo a TP Italia, Irene dall'Ocit Cit. Ti abbiamo menzionato poco fa, lo sai, ti abbiamo già Ah sì? menzionato. Sì, perché avete svolto uno spettacolo che è la parte finale ovviamente, però noi lo diciamo per chiarezza, di un Ok. laboratorio che è durato un bel po' di tempo, È è durato un vero? anno. Allora, il nostro laboratorio è un laboratorio all'interno dell'Istituto Carcerario di Taranto Carmelo Magli che ha una durata di un anno e noi viviamo come associazione da 2 anni, quindi era il nostro secondo anno. E la cui performance finale, il cui esito si è tenuto questo mercoledì presso la sezione maschile del carcere di Magli. Esatto, di Taranto, esatto. Facciamo un po' un bilancio, no? Anche se non ne parliamo in radio, parliamo con te, però è importante, la tua presenza oggi è una presenza molto importante perché oggi parliamo di comunità, parliamo di territorio, parliamo di inclusione, parliamo delle realtà che poi, come tu hai appena detto, non è che sono realtà che hanno uno storico importante, che hanno tanti anni alle spalle, cioè Sì. TP è stata in grado di andare a scovare, mettiamola così, delle realtà molto serie, molto belle, quasi sconosciute. Sì, TP per noi è stata straordinaria perché ci ha individuato e ha creduto in noi sin dal primo momento. E questo per noi, essendo una realtà emergente, un team di lavoratori volontari che è nato da solo 2 anni, è uno stimolo a migliorare, è uno stimolo a fare di più. Certo. E quindi, insomma, veramente un onore. E provare a fare e poi di fatto svolgerli dei laboratori in cui in questo caso vi siete dedicati al teatro e quindi all'arte, insomma, del teatro, che non è sicuramente una cosa facile, no? Non è così semplice, però i risultati si sono ottenuti, c'è stato un momento in cui siete andati in scena. Sì, perché Annette, il teatro, come sai, come la radio, insomma, è fatto di corpi, è fatto di voci Sì. e quindi qualsiasi parola ha una valenza. Avremmo ottenuto forse qualsiasi risultato. Abbiamo ottenuto il migliore perché vado molto fiera Sì. e comunque abbiamo mantenuto il nostro obiettivo, nonché quello di risemantizzare uno spazio, una realtà invisibile e al margine di cui non si parla. Quindi È vero. insomma, siamo molto soddisfatti. Assolutamente. Quando parliamo di persone che non vivono una quotidianità normale, cioè essere all'interno e costretti da confini ben precisi che sono quelle delle celle, dei muri, insomma, della impossibilità di varcare quella soglia. Parliamo di persone che hanno anche tante fragilità e tanti momenti difficili. Sì, ed è per questo che il nostro strumento, il teatro, dà una realtà possibile, utopica, un'apertura, una nuova apertura in cui noi ci crediamo fortissimo perché siamo quasi tutti, insomma, professionisti del settore teatrale o comunque formatori, educatori, il cui obiettivo è comune e quindi quando si lavora insieme diciamo che le utopie sono quasi raggiungibili. Certo, assolutamente. Avete anche fatto e creato voi tutto, gli abiti di scena, tutto quanto? Allora, gli abiti di scena sono stati frutto di un laboratorio in collaborazione con una nostra associazione amica, sempre del territorio tarantino, Alzaia, e l'aiuto di Fondazione Banco di Napoli. E non da meno anche il supporto di Formare Puglia che ci ha permesso di utilizzare i loro spazi. Quindi i costumi sono frutti di un laboratorio in condivisione con una costumista, Marta Balduinotti, che lavora nel carcere di Marassi a Genova, che è venuta e con noi e le donne di Alzaia hanno realizzato Mamma mia, che in 3 bello. giorni Mamma mia! 9 costumi, sì. Sono state bravissime. Eccellenti, veramente, ma Avevano poi con una entusiasmo. maestra incredibile, però anche loro si sono messe di fatto a svolgere questa attività, che è anche un'attività fatta di dettagli, minuziosa, insomma. Sì, ci vuole entusiasmo, passione e tanta volontà, cosa che avevamo tutti, quindi Si vede, questo insomma. si vede sempre. Io ti
ringrazio per essere stata qua mia ospite, ti auguro buona giornata qui a Tip Italia. Grazie mille a te, Annette. Grazie.